Buongiorno a tutti. Oggi vedremo una partita stupenda tra due mostri, due titani. Come si fa a battere un mostro? Serve un altro mostro. Guarderemo la partita giocata nel match Stockfish 8 contro Alpha 0, un match tra computer che è stato disputato a Londra nel 2018, un match storico perché, perché diciamo è stato un massacro per Stockfish. Stockfish ha perso contro AlphaZero, una nuova intelligenza artificiale sviluppata da DeepMind, una società di Google, quindi una multinazionale. Si mette un mesetto a studiare un programma di scacchi e già riesce a sconfiggere appunto il motore più forte in circolazione. No, comunque, AlphaZero ha degli strumenti, degli algoritmi di gioco totalmente diverso. Innanzitutto è un'intelligenza artificiale, ovvero non è un calcolatore, ha imparato a giocare giocando contro se stesso e apprendendo, cioè gioca milioni di partite contro se stesso e da lì impara. Non, la sua valutazione non è in centesimi di pedoni, ma è in possibilità di vittoria. E inoltre qua, in questa partita, vedremo alcuni concetti che hanno permesso ad AlphaZero di vincere, ovvero AlphaZero non occupa automaticamente una colonna aperta e gli piace spingere i pedoni di torre i pedoni laterali per indebolire la posizione del re nemica. Gli piace avere avamposti avanzati per le alfiere, nonché migliorare la posizione del re prima di effettuare l'ultima ondata d'attacco. Guardiamo questa partita dove ho caricato Stockfish 8, lo Stockfish dell'epoca. Adesso abbiamo Stockfish 14 che ha anche copiato Alpha Zero perché gli ultimi due Stockfish hanno anche loro questa intelligenza artificiale in cui il motore gioca contro se stesso, ma Stockfish 8 non ce l'aveva solo 2 anni fa. Quindi guardiamo questa partita tra due mostri. Teniamo il motore Stockfish acceso per vedere, ovviamente il computer che avranno usato per il match sarà stato più potente di questo. E guardiamo comunque come ha pensato Stockfish e come è stato appunto distrutto dal rivale. Ok, adesso guardiamo anche un po' la profondità. Va bene, Stockfish inizia con E4, Alfa 0 gioca E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5, apertura spagnola. Qua siamo ancora in piena teoria, quindi diciamo che non è molto importante la valutazione del computer, perché appunto qua i database teorici con milioni di partite, no, sono più utili rispetto alla valutazione del motore che ancora non capisce perché ci sono troppe possibilità. Cavallo F6, la variante classica è A6, cavallo F6 si chiama la variante di Berlino, che ha la fama di essere molto solida. Ora, diciamo che per mantenere il gioco più complesso si può giocare D3, qua Stockfish gioca la principale al rocco, cavallo per E4. Ora la mossa che sbilancia un po' di più, la principale è D4, Stockfish giocò comunque torre E1 e scelse di giocare appunto la linea più solida, dove sembra impossibile perdere, soprattutto a livelli inumani. Nero ha giocato cavallo D6, cavallo per E5, cavallo per E5, torre per E5, alfiere E7. A questo punto il nero vuole prendere la coppia degli alfieri. Ah, mi ero dimenticato. Dopo cavallo per E5 il nero non ha preso l'alfiere per via di questo scacco con scoperta che guadagna almeno la donna. Il nero preso in E5, alfiere E7, alfiere F1. Ok, ora vediamo. Ok, il cavallo in D6 non è granché posizionato, infatti dovrà riposizionarsi, ma vediamo che c'è una struttura assolutamente simmetrica, cioè i pedoni dei due schieramenti si corrispondono. È una partita dove molti giocatori farebbero rapide patte, qua, anche nell'elite. Di fatto, mi sembra che anche Magnus Carlsen in un paio di occasioni, quando voleva, e visto che lui c'è ancora più superiorità con i suoi avversari AC Milan, un po' quando in alcuni match per il campionato del mondo
o alla fine di alcuni open, quando vuole giocarsi gli spareggi lampo e non vuole rischiare col bianco, gioca questa variante. Quindi per per non avere la minima chance di perdere. Però forse il fatto che anche Stockfish possa perdere con un altro motore qui fa un po' rivalutare appunto questo concetto che questa posizione sia totalmente sicura per il bianco. Alfa 0 arroccato di 4. Alfiere F6, torre 1, torre E8. C3, torre per E1, donna per E1, cavallo E8. Il cavallo si sposta in modo che il nero possa anche lui sviluppare il pedone per pareggiare lo spazio al centro e poi sviluppare l'alfiere. Alfiere F4, D5. A questo punto la linea principale è alfiere D3, dopodiché il nero ha vari piani. Un piano può essere cambiare l'alfiere cattivo con varianti come G6, cavallo G7 e alfiere F5. E alfiere D3 è una delle principali, in ogni caso qua Stockfish ha giocato cavallo D2, che è appunto una delle prime mosse che valuta cavallo D2, alfiere D3, donne 3, più o meno pari, ora dice cavallo D2, ok, qua in base al tempo in cui ho pensato in questa partita e al hardware che veniva usato all'epoca, cavallo di 2 è stata la prima mossa di Stockfish. E guardiamo che questa evoluzione di Stockfish, che sto mettendo soltanto per simulare i pensieri appunto della macchina durante la partita, non corrisponde alla verità. Infatti, in realtà, vedremo più avanti che valuta posizioni pari, posizioni in cui in realtà sta perdendo. Alfiere F5, donne 3, normale, cavallo D6, cavallo F3. Ecco qua adesso vediamo uno dei tipici piani di Alfa 0, A5 guadagnando spazio. Ad Alfa 0 piace tantissimo muovere i pedoni di torre. È una cosa che ha rivoluzionato un po' il gioco, il modo di trattare alcune posizioni. Stockfish ha giocato torre E1 per occupare la colonna aperta, C6, consolidando appunto la catena di pedoni. A4 per non permettere al nero di guadagnare più spazio in futuro. H6, donna C1, alfiere E7, B3, il bianco gioca mosse d'attesa, cavallo E8, donna E3, alfiere F8 per togliere l'alfiere dalla presa, alfiere D3, donna F6, che è ancora il concetto, no? Secondo cui prendere un errore su alfiere per, donna per, il bianco controlla un po' di case bianche. Con donna F6 il nero vuole che sia il bianco a prendere per poi centralizzare la donna. Il bianco gioca cavallo E5, cavallo D6, F3, alfiere per D3, cavallo per D3. Sono andato veloce perché ora cosa farebbero la maggior parte dei giocatori o dei motori? Torre E8, cambiare le torri, cambiare tutti i pezzi e cercare di raggiungere la patta. Qua Alfa 0 gioca H5, stupendo H5, proprio in stile Alfa 0, in stile intelligenza artificiale, non è la primissima mossa di Stockfish, addirittura la valuta male. In realtà è un'idea molto interessante. Innanzitutto Alfa 0 vuole impedire possibili espansioni di Stockfish con G4, vuole non impedire quanto rendere difficili, vuole spingere il pedone oltre per indebolire l'ala di re del bianco, vuole assicurare la casella F5 al proprio cavallo. Bianco ha giocato donna di 2, come vedete è la prima mossa di Stockfish 8. Ancora Stockfish pensa che bisogna cambiare la torre e contendere la colonna, in realtà non ci sono grandi case d'entrata nella colonna e quindi la torre bianca in 1 non fa molto. Questo è un nuovo concetto e Alfa 0 ignora, non gioca torre 8, gioca B5, che diciamo l'idea di B5 è catturare in A4, per esempio se il bianco non fa nulla, probabilmente vuole catturare in A4 e ottenere questa casella per il cavallo. In caso di A per B5, C per B5, il nero vorrebbe continuare magari con A4, no? Su B per avere il pedone passato e ancora una volta avere la casa in C4 per il cavallo. Il bianco ha giocato donna D1, qua torre C8. Alfa 0 non ha fretta di catturare il pedone in A4 e anzi accetterebbe volentieri che il bianco prenda in B5 per avere possibilità di creare il pedone passato A in futuro, ma anche per attaccare appunto il punto C3. Alfiere E5, donna G5, alfiere F4, donna F6.
alfiere E5. Ecco qua, scuola russa, Alfa 0 fa finta di ripetere, Stockfish pensa che Alfa 0 debba ripetere, ma Alfa 0 cambia, donna F5, niente patta. Alfa 0 pensa in termini di possibilità di vittoria e crede, per esempio la sua valutazione, se pensa di stare un po' meglio, non sarebbe meno 0,03, sarebbe 52 possibilità di vincere per il nero, è proprio un po' diverso. Tipo la modalità di valutazione che c'è su CES24. Il bianco gioca torre E5, donna G6, cavallo C5 e ora B per A4, una mossa che sembra antiposizionale perché chiaramente su B per A4 il cavallo in C4 è fortissimo, ma su cavallo per A4 ora sembra che il nero abbia varie isole pedonali, la casa in C5 debole, il pedone in A5 isolato, quindi non si capisce bene cosa vuole fare il nero, ma ok, non lo capisco bene neanch'io, non lo capisce bene nemmeno il fortissimo giocatore inglese Matteo Sadler, che è stato lo scrittore di Game Changer, un libro che appunto parla di questo match tra Alpha Zero e Stockfish. Non lo capisce Stockfish stesso, quindi penso di essere in buona compagnia. E l'intelligenza artificiale Alpha Zero capisce che non è un problema avere queste debolezze. E addirittura ora gioca F6 con un'altra mossa che umanamente sorprende perché indebolisce questa casella. Però il bianco torna con la torre in E1. Chi sta meglio in questa posizione? Allora, molti giocatori direbbero bianco, forse anch'io prima di studiare questo esempio. E molti giocatori da nero cosa farebbero? Proverebbero a cambiare tutti i pezzi per cercare una patta veloce. Torre 8, una cosa che molti motori farebbero. In realtà il bianco ha una struttura più sana. Le case in C5 ed E6 per il nero sono deboli, ma la donna in G6 e il cavallo in D6 sono molto attivi. Il nero può avanzare il pedone H per provocare indebolimenti nelle case H3, G3. Ancora Stockfish non vede nessuna differenza, dice torre di 8, torre 8, K4, in realtà K4 continua il piano. Ecco, a questo punto Stockfish scelse di giocare H3, che in questo momento è la seconda mossa sul mio hardware. Diciamo che ci sta di giocare questa mossa perché, per esempio, in caso di un'altra mossa come alfiere 3, che è la mossa che sta dando adesso, H3, G3, questo pedone, il pedone di Alfa 0 creerà costanti reti di matto anche in tutti i finali, il re farà fatica ad attivarsi. Questo, diciamo, è un asset di lungo termine che dovrebbe concedere un vantaggio al nero. E secondo Matteo Sadler, il commentatore del match nel libro sul match tra Stockfish e Alfa 0 G4 con l'idea di giocare RF2 era una buona idea, anche se a non molti piacerebbe indebolire leggermente l'arrocco. Però forse questa era la miglior difesa per il bianco. Stockfish pensa che sia tutto 0-0-0, suggerisce H3, che se in realtà H3 indebolisce la casella G3. Donna F5, ecco ancora, a questo punto Stockfish non vede il pericolo, valuta alfiere 3, alfiere H2 alla misma stregua, ma alla stessa stregua, ma nello stesso modo. Ma in realtà bisognava giocare alfiere H2. Perché? Perché alfiere H2 mantiene il controllo, mantiene un maggiore controllo della casella in G3 e sarebbe stato più possibile lottare per la patta, più facile. Alfiere 3 indebolisce un po' la casella. Ancora Stockfish perennemente si aspetta torre 8, cosa che Alfa 0 non fa. L'idea di Alfa 0 è manovrare l'alfiere verso G3. Alfiere F2 e ora una bellissima combinazione alfiere D6, non c'è bisogno di difendere subito il pedone. Alfiere D6 perché su alfiere per H4 ora è bello che Stockfish valuta la posizione con parità per ora, ma in realtà ancora la profondità è molto bassa, in realtà il nero sta molto meglio perché gioca donna F4 che minaccia di entrare in H2, di catturare l'alfiere, dopo alfiere F2 donna H2, re F1 donna H1 e su alfiere G1, unica per non iniziare a perdere tutto, un attacco terribile contro il re bianco,
Ecco, dopo alfiere G1, alfiere G3, ora il nero ha molti piani. Alcuni dei piani che potrebbe avere il nero sono mettere appunto il cavallo in G5 e poi sacrificarlo in H3, portare un altro per esempio, diciamo che il bianco non fa nulla, no? Continua ad aspettare. Un piano appunto potrebbe essere fare un sacrificio in H3, no? Poi creare un attacco decisivo. Un altro piano che potrebbe giocare il nero potrebbe essere, non so, mettere il cavallo in D6, poi giocare F5, poi mettere il cavallo in E4 e se il bianco lo prende, prendere col pedone F e poi creare un attacco decisivo, no? Perché se il bianco continua ad aspettare, per esempio con cavallo A4, già la situazione sarebbe pessima. Per esempio su cavallo A4 potrebbe seguire torre F8 e matto in poche mosse. Quindi davvero in questa posizione se il bianco avesse preso il pedone l'attacco di Alfa 0 sarebbe stato terribile, anche se per ora Stofish continua a valutare la posizione come pari. Tra l'altro c'è la qualità impresa, penso che nessun umano la vorrebbe lasciare, magari molti giocherebbero torre da qualche parte, ecco che appunto il nero può realizzare uno dei suoi piani, no? Cavallo di 6 per poi portare, non so, il cavallo, ripeto, in E4 o cavallo G5, no? Per sacrificarlo e l'attacco del nero avrà un grande successo. Quindi Stockfish continua a temporeggiare, alfiere G3. Qua è curioso che per un momento addirittura a Stockfish piace il bianco, ma Stockfish dice 0-0. In realtà, secondo Alfa 0, il nero ha il 60% di possibilità di vittoria e il bianco il 40%. Questo potrebbe essere un vantaggio che se lo mettiamo in centesimi di pedone, in centi pawns, come si suol dire, sarebbe un vantaggio paragonabile a meno 0, meno 0,60, meno 0,70, ovvero 6 decimi di pedone. E quindi probabilmente Stockfish 7-8 decimi di pedoni, quindi meno 0,70, meno 0,80, quindi Stockfish probabilmente, non dico che sta sbagliando, ma diciamo che è in disaccordo con la valutazione del vincitore. Bianco ha giocato cavallo di 3, guardate ancora come Stockfish valuta la posizione come pari, cavallo C5, e Stockfish continua ad aspettare, però vediamo che il re bianco è perennemente debole, cioè un passo falso e la donna nera entra in case potenti, in case di matto, re F1, cavallo F5, donna E2, torre B8, cavallo E6, donna H6, cavallo C5, re H7. Un'altra cosa, migliorare il re prima di sferrare, prima di assestare l'attacco finale. Vediamo che ancora la valutazione è 0-0, una lunga partita manovrata. E cosa si può pensare che tra giocatori di 3500 punti elo si possa vincere facilmente? Nessuno lascerà un pezzo in presa. Anche se poi ci sono partite che Alfa 0 ha vinto più velocemente. Ma questa, anche se è un po' lunga, un po' noiosa, mi piace perché fa vedere come improvvisamente la valutazione di Stockfish cambia. Cavallo H4, girando in tondo, a volte magari la donna potrebbe entrare, donna E2, donna G5, re G8, torre C8, torre B8, donna G6 aspettando, donna F5, donna G5, re G1, re F7 per migliorare un pochino il re, torre H8, non si sa se un giorno in nero minaccia dei sacrifici, magari un giorno, e che cosa ne sappiamo? Magari se il bianco fa cose strane si potrebbe sacrificare in F3, che ne so, se cavallo B2, magari sacrifici in F3, perché no? Torre per H3, poi magari dare scacchi vari, cioè il bianco deve stare attento, no? Ok, detto questo, se torniamo alla posizione precedente, torniamo alla posizione prima di cavallo B2, a questo punto il computer mi sta andando un po' lento, non vuole tornare indietro, forse perché Stockfish era impressionato dal cambiamento di valutazione, perché quando vede meno 63 vuol dire che vede matto dappertutto. Ok, comunque il bianco
gioca re e 1, torre di 8, re F1, si continua ad aspettare, torre 8, donna F5, torre 3, una guerra di trincea, no? Donna 2, come la prima guerra mondiale, che era una guerra di trincea. Re G8, cavallo F5, cavallo H4, re F1, sempre 0-0, torre B7 per evitare patta, poi magari i motori erano anche a corto di tempo, ecco qua c'è forse un bias nell'algoritmo di Stockfish qua, sia io, sia qualunque umano, sia anche Matthew Sadler, appunto l'attore di Game Changer, l'autore di Game Changer e il libro sul match tra questi due motori, ecco, tutti siamo d'accordo che umanamente F4 è la mossa di Stockfish, anche se, ok, ora secondo il mio, sul mio hardware è la seconda, ma è possibile che su alcuni computer sia la prima mossa di Stockfish 8, e anche secondo Stockfish 14, secondo AlphaZero, secondo i motori più potenti, F4 è orribile, ma questo lo capisce un umano. Era meglio aspettare, donna di 1, ma anche un'altra mossa, non so, piuttosto giocherei re H1, che se non gli piace molto, sempre perde un po' di stenti pawns, ma F4 ne dovrebbe perdere di più, perché umanamente indebolisce molte caselle, la casella in E4, chiude questa diagonale per i pezzi bianchi, tanto che il nero poi migliorerà il suo re in H6, andiamo a vedere, donna H5, cavallo C5, torre B8, re F1, re H7, migliore il re lo metti in H6, torre 6, donna G6, donna D1 e a questo punto un sacrificio totalmente posizionale che io faccio fatica a capire, molti fanno fatica a capire, moltissimi giocatori e Stockfish Stockfish 8 fa fatica a capire, a 4 due punti esclamativi. Guardate, ancora Stockfish 8, ancora una volta la mossa perenne torre 8. E qua A4, che Stockfish non capisce perché non è tra le prime mosse. Ora sì, dopo un po'. Ma ancora non si capisce perché, no? Perché uno deve dare un pedone anziché cambiare le torri. E qua non me lo so spiegare, no? Non ce lo sappiamo spiegare. Occorre un'intelligenza artificiale troppo potente, ma infatti, appunto, è molto, molto curioso studiare il gioco di queste macchine. Allora, A4 che Stockfish valuta a 0,0 è valutato da AlphaZero con 66,7 possibilità di vittoria, ovvero un vantaggio superiore a un pedone 10 forse, un pedone 1,1 pedoni. Cioè davvero AlphaZero vede che sia un vantaggio quasi decisivo. Vediamo cosa succede. Cavallo per A4 e probabilmente B per A4 non era, diciamo, appetibile perché ci sono vari trucchi, per esempio cavallo E3, doppio, torre per E3 e torre B1 guadagnando materiale per via dell'inchiodatura. Quindi su A4 cavallo per A4, dopo Stockfish, donna F7, perché ha dato il pedone per poi giocare posizionale, ha dato il pedone in A4, ora re H6, una mossa da due punti esclamativi, perché il re al sicuro, se non si gioca re H6 e si sposta la donna da qualche parte, non so dove, la donna bianca può entrare. Il re in H6 è sicuro grazie al pedone in F4, non ci sono più scacchi lungo questa diagonale. Il bianco ha giocato re G1, donna A7, re F1, G6. Ora magicamente Stockfish inizia a preferire il nero e che ci sono tante entrate. Ora su cavallo C5, torre A8 e il nero può penetrare lungo la colonna. Re G1, donna C7, cavallo C5. Ecco qua, dopo donna C7 il bianco ha dato il pedone perché è difficile difenderlo. Perché su torre F1, cavallo E3 doppio. Su donna F3 cade il pedone B3, no? E poi tutti i pezzi entrano nell'ala di donna, C3 è debole, se il cavallo si sposta la torre entra in B2, con conseguenze disastrose perché su cavallo C5 torre B2 poi si minaccia di entrare in F2, no? Ed è devastante. Dopo donna C7, cavallo C5, donna per F4, già Stockfish inizia a capire di stare perdendo e dopo è stato distrutto
poco a poco. Torre B7, ancora Alfa 0 non ha fretta, ora donna B2 per evitare entrate in settima, torre 2, cavallo D6, si manovra verso E4, che mi causa dolore che mi mettano un cavallo in E4 se il bianco. Ora Stocky si rende conto che tra poco non riuscirà più a evitare l'inevitabile. Torre B7, senza paura di cavallo per C6, che seguirebbe donna F4. Ora un'idea potrebbe essere per esempio dare scacco in F2, su donna per F2, G per F2. Se il bianco gioca torre F1 può seguire donna E3, re H1 e ora qua la combinazione torre per B3. Torre per B3, cavallo F2, su torre per F2 matto in prima traversa, su re G1 il famoso matto dell'affogato, una versione un po' diversa, perché non c'è un pedone in H2 ma controlliamo la casa H2 a re. Ok, quindi il bianco non ha preso in C6, ha giocato cavallo D3, così affinché il cavallo difenda queste caselle. Era H6, torre 2, non ha fretta Alfa 0, ora gioca donna D2, perché? Perché dopo donna per, cavallo per inizia a cadere la struttura bianca. Su B4 in futuro il cavallo potrà tornare in E4, adesso dopo, prima si prende la colonna, il cavallo può tornare in A4, si può centralizzare il re, e anche già Stockfish che vede un vantaggio decisivo, Alfa 0 cosa dirà, 90% di vincere, vede che ormai il bianco vince il nero vince la partita. E di fatto non c'è stata storia, hanno continuato a giocare, ma il nero ha già un pezzo in più e non c'è nessun modo di salvare la partita. Diciamo che tra comuni mortali il bianco ha già abbandonato, Stockfish ha continuato fino a quando si è arreso, perché poi manovrando, andando di qua e di là, sono stati catturati tutti i pedoni, il pedone in D4 è caduto e il nero ha vinto. Quindi una partita stupenda comunque. L'ultima fase l'abbiamo vista velocemente con un pezzo in più, non ci interessa molto, ma è fantastico appunto come il nuovo motore, la nuova intelligenza artificiale abbia ampiamente superato Stockfish 8. Davvero uno scontro tra titani. Grazie mille e a presto. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!